Questa è la Serie B-Win. Amici ed amiche del grande calcio, buonasera e benvenuti da parte di Mario Castelli allo stadio Ezzo Scida di Crotone. È la 12ª giornata del campionato di Serie B-Win, il secondo turno infrasettimanale della stagione. In Calabria arriva una delle grandi favorite del campionato, vale a dire il Verona, i Mandorlini. Si presenta questa sera al secondo posto con 24 punti. Crotone è il 16° a quota 10. Allora il signor Di Bello fischia il calcio inizio, comincia Crotone-Verona. Profondità per Ciano che mette pressing a Maietta, sbaglia, c'è il retropassaggio di Maietta per Nicolas e ci sarà una punizione a 2 in area a favore del Crotone che la batte veloce. Attenzione perché arriva De Giorgio fuori di un soffio, battuta veloce per Alfredson, il cross di sinistro dell'islandese per Cocco, la palla alta. Bene il passaggio di Cocco per Martigno, in campo aperto il brasiliano, si invola Martigno, il miracolo di Caglioni. Retropassaggio, attenzione, un po' azzardato perché si libera Martigno, può entrare in area Martigno, salta bene Vintò, attenzione Martigno col sinistro, il Verona in vantaggio al 17° minuto con la rete di Martigno, la terza in stagione. Può andare il cross in mezzo, ribattuto, attenzione perché Maiello ribatte forse con una mano Alfredson, è così, sarà calcio di rigore, forse ammonizione per l'islandese. Parte Gabbionetta che spiazza Nicolas e arriva il pareggio del Crotone con la quinta rete stagionale di Gabbionetta al 22° minuto, 1-1 per il Crotone con rigore di Gabbionetta. Si interrompe dopo quasi 300 minuti l'imbattibilità del Verona. Calross di Cacciatore a centro area, la manca Gomez, poi Cocco, che occasione per la squadra di Mandorlini. Torna indietro da Alfredson, si è rischierata la difesa. Alfredson poi fantastico il filtrante, Cocco tu per tu con Caglioni, di nuovo in vantaggio il Verona, la rete di Cocco, la prima in stagione, ma il merito è della visione di Alfredson che ha passato un pallone perfetto al compagno. Comincia quindi la ripresa, in posizione regolare Cocco sul passaggio di Bacinovic, Cocco si divora il 3-1, si salva Caglioni sull'out di sinistra per Mazzotta che va via bene ad Abate, ancora Mazzotta in area, un tocco di Giorginio, attenzione Pettinari, il pareggio del Crotone è al 78°, la prima rete stagionale per Stefano Pettinari, ma deve ringraziare la difesa del Verona qua che è stata tutt'altro che impeccabile. Arriva quindi il 2-2 del Crotone, firmato Stefano Pettinari. Palla giunge a Torromino al limite dell'area, si libera Torromino, può far partire il destro, alto di un soffio. Rientra allora Mazzotta dopo le cure. Attenzione alla sponda di Cacia per Gomez, Gomez! Il Verona in vantaggio al 90° esatto. Torna avanti con la forza della disperazione la squadra di Mandorlini con la quarta rete in stagione di Juanito Gomez. Allora forse l'ultimo assalto, Galardo, la palla a cercare Maiello, attenzione, Maiello! Maiello! Il 3-3 del Crotone, incredibile! Non ci credeva più nessuno! Arriva il pareggio sulla sirena di Maiello, nello sconforto più totale Mandorlini, quarta rete stagionale nel recupero del Crotone. E allora finisce qui una partita incredibile, leggendaria. Crotone e Verona pareggiano 3-3.